Defiscalizzazione per le imprese con la previsione dell'esenzione dell'IMU per il primo anno per le aziende che vogliono investire qui a Villorba, e anche defiscalizzazione intesa in senso di un fisco più amico per le famiglie. Da ex assessore al bilancio punta sull'economia di Villorba per conquistare il consenso degli elettori. Silvia Barbisan, 51 anni, avvocato civilista, per molti anni è stata consigliere e poi presidente del Consiglio Comunale nel Palazzo a Carità. Dal 2017 referente al bilancio della Giunta Serena, viene sollevata dal sindaco nel 2020 dopo un post al vetriolo sull'allora premier Conte, ma anche sul presidente del Veneto Luca Zaia. È stata una bellissima esperienza quella che ho fatto e la metterei a frutto adesso per Villorba, candidandomi a sindaco. Tesserata Lega fino al 9 aprile dello scorso anno, ora si presenta con una lista civica forte dell'esperienza maturata dentro e fuori il Palazzo Comunale. Tanti punti del programma elettorale, a partire da una rimodulazione delle tasse alle famiglie, soprattutto giovani. Prevedere un'addizionale comunale per scaglioni in base alle fasce di reddito, che oggi è uguale invece per tutti. Prevedere anche un bonus famiglia che vada ad integrare l'assegno unico per i figli per le famiglie che hanno un ISEE inferiore ai 15.000 euro, e che quindi possa consentire alle giovani famiglie anche di potersi pagare l'asilo piuttosto che anche altre spese. Una lista scelta per le competenze a tutti i livelli, conseguenza della forte esperienza della candidata in comune. Io sono l'unico candidato che ha un'esperienza amministrativa così importante nel comune di Villorba. E con un'attenzione pratica tutta al femminile, il primo cambiamento lo indirizza alla Casa Comunale. La ristrutturazione del municipio. Abbiamo il municipio esteticamente più brutto di tutta la provincia.